Siamo veramente all'assurdo, cioè ci troviamo di fronte che chi ha perso clamorosamente le elezioni oggi si trova con la possibilità di governare di nuovo questo Paese, con la complicità del Movimento 5 Stelle che hanno fatto un'intera campagna elettorale e fin dalla loro nascita nel 2008 hanno criticato il Partito Democratico. Quindi veramente ci troviamo in una situazione drammatica dove la democrazia, a mio parere, non ha più alcun senso. Una proposta delirante e offensiva per gli elettori. Così i leghisti veneti bollano l'ipotesi di un governo 5 Stelle PD. Se per il capogruppo in regione Nicola Finco sarebbe uno schiaffo al risultato uscito dalle urne il 4 marzo, il presidente della prima commissione Marino Finozzi sottolinea come ad aver vinto le elezioni non siano stati i grillini ma il centrodestra unito. Non solo è una proposta sbagliata, sostiene, ma anche difficile da realizzare. Ce ne sono dette di tutti i colori per anni e adesso mettersi a fare un governo credibile e duraturo non vedo lo spazio. L'ipotesi più plausibile, secondo Finozzi, è quella di un governo del presidente che traghetti verso le urne nel 2019 dopo aver fatto una finanziaria e una nuova legge elettorale. Altre maggioranze, riflette, non sembrano possibili. La Lega non ha nessuna intenzione di tradire gli alleati con cui si è presentata alle elezioni del 4 marzo e quindi si va avanti o con tutti o con nessuno, anche perché altrimenti andare a fare da stampelle 5 Stelle, andare a fare minoranza quando noi abbiamo vinto le elezioni mi sembra poco opportuno.